Buonasera a tutti, iniziamo quest'ultima conferenza della rassegna venerdì di Andanze, sempre di venerdì, l'ultimo dei venerdì degli incontri culturali organizzati dalla biblioteca prima della pausa estiva. Riprenderemo poi a settembre con Venerdì Storia. Sono stati davvero moltissimi gli incontri che abbiamo realizzato da gennaio in poi, e tutti molto frequentati, e vi ringraziamo. Molte sono le persone che abbiamo visto, insomma, ritornare nei diversi incontri. Siamo felici, segno, insomma, che incontriamo in quello che cerchiamo di proporre anche gli interessi e gli interessi delle persone. Oggi abbiamo un incontro particolare che si sposa bene anche con il clima mutato, insomma. Oggi finalmente prima giornata quasi estiva, insomma, di sole, ecco. E l'argomento di cui parleremo sicuramente è un argomento che ha molto a che fare con il sole, con l'aria aperta, con lo stare all'aria aperta, con le viandanze, il titolo appunto di questa rassegna. Ospite è Andrea Toniolo, che ringrazio di essere qui presente, e con lui dialogherà Lorenzo Parolin, giornalista. Niente, io non ho nient'altro da aggiungere, sarà un incontro sicuramente curioso. Le cose che ci racconterà sono molto particolari e insomma penso che ci sarà anche spazio poi per delle domande e delle curiosità. Grazie ancora. Vedo molti volti amici in sala, quindi permettetemi di abbracciare tutti in un ciao, in un buonasera, in un benvenuti. E oggi ce ne andiamo a Capo Nord, un po' appunto, come diceva Stefano, in omaggio ai cambiamenti climatici che ci garantiscono delle primavere dal sapore invernale, e un po' per scaramanzia, perché se arriverà il caldo, insomma, ci porteremo a casa un po' di fresco di Andrea Toniolo, detto Voodoo, e poi spiegheremo anche il perché di questo soprannome. Allora, questo giovane, non ancora trentenne, che vedete seduto qui, 4 anni fa, nel 2015, giusto? Se n'è andato di corsa da casa sua nell'Alta Padovana fino a Capo Nord per un paio di mesi, insomma, correndo verso dove il sole d'estate non tramonta. Allora, la prima domanda, chiaramente, che insomma è spontaneo porgerti, Andrea, è: ma insomma, da dove nasce la passione per la corsa e per questo tipo di corsa? Perché siamo anche, ci sono le maratone, ci sono le ultramaratone, ma qui insomma battiamo quasi ogni record. Allora, rinnovo il buonasera e ringrazio veramente di cuore per l'invito, innanzitutto. Mi fa sempre piacere raccontare questa storia, ed è sempre bello poter condividere le emozioni, no? Che hanno contraddistinto questo viaggio. La passione della corsa, o comunque la passione dello sport in generale, quindi partirei magari da lì. Innanzitutto è stata sempre di casa, perché mio padre è un insegnante di educazione fisica, e quindi lo sport è sempre stato argomento di discussione, argomento pratico a casa nostra, nel nostro nucleo familiare. Io ho sempre praticato calcio, in realtà, quindi ho giocato a calcio per dei 13 anni, da quando ero in prima elementare fino agli anni dell'università, e poi tutto è cambiato a causa di un evento che mi ha fatto rivedere un attimino tutto il mio amore per lo sport, ma soprattutto l'amore per la vita. Io ho la grande anche passione per la moto, e sfortunatamente questa mi ha portato anche ad incontrare un grave incidente, uno dei primi, insomma, perché purtroppo ne ho avuti una serie, però tutto è nato attraverso questo incidente. Quindi nella sfortuna, insomma, di questo evento un po' disgraziato, dove purtroppo con una inversione a U un autista distratto mi ha investito, ho riportato 2 anni praticamente prima di questo viaggio, ho riportato 2 gravi lesioni alle gambe che mi hanno costretto sdraiato a letto per circa 6 mesi. Ovviamente avevo perso tutta la stagione calcistica, non mi garantivano di poter riprendere e giocare a calcio in maniera costante e in maniera anche quasi da semiprofessionista, e quindi sono stato costretto a reinventarmi un attimino, e ho detto ok, questa è, nonostante sia un'occasione sfortunata della mia vita, devo cogliere la palla al balzo, come si dice, e sfruttarla come trampolino per veramente un sogno tutto mio, un'avventura tutta mia. E così da lì è nata la passione e l'idea di fare dei viaggi, ecco, sportivi, delle avventure di corsa, attraversare i continenti, e invece fortunatamente poi il tutto sapientemente diretto dal mio attuale
allenatore che milita in provincia di Brescia, lui è bresciano, dalla sponda bresciana del lago di Garda, che mi ha ovviamente direzionato, altrimenti simili prestazioni non si potrebbero concepire senza una direzione di una mente, diciamo, più esperta. Allora, avevi visto anche il film Forrest Gump? Scusi, la prego, lasciamo dopo spazio alle domande, altrimenti diventa un dialogo tra due persone. Allora, promettiamo che non saremo eccessivamente lunghi, facciamo 40-45 minuti di chiacchierata qui e poi chiaramente spazio per segnatevi, se sforiamo ce lo potete dire. Allora, dicevamo 2015 Capo Nord. Da cosa nasce il desiderio di mettersi alla prova? Allora, Capo Nord a nord, perdonatemi, e per esempio Capo Finisterre a ovest, oltre il Cammino di Santiago, sono due luoghi simbolici d'Europa. Da cosa nasce il desiderio di mettersi alla prova? Quanti chilometri hai percorso, Andrea? 4.500 a Spagna. Ecco, cioè tu insomma, hai questo incidente, sei costretto a letto, c'è un periodo di rieducazione e tu decidi di fare questa impresa. Ecco, perché Capo Nord e come comincia la preparazione, ovviamente, perché tu hai appena detto, insomma, con tutta la buona volontà ci vuole una preparazione per arrivare. Allora raccontacelo un po'. Allora sì, è una domanda molto molto legittima, perché spesso di solito l'iter per arrivare a correre distanze del genere passa attraverso degli anni, no? Di pratica. Io invece sono passato in 2 anni dal letto dell'ospedale a riuscire a fare questo tipo di percorrenza sportiva, e tutto appunto è iniziato con la conoscenza di questo allenatore, e mi ha detto: guarda, la tua idea è bellissima. Io inizialmente infatti gli avevo proposto di fare il Giro d'Italia di corsa, in realtà non è nata nella specifica di Capo Nord. Gli ho presentato questa idea e lui mi ha detto: guarda, devo un attimo fermarti, perché se vuoi che sia un viaggio completamente unico, tutto tuo, devo dirti che un altro mio allievo che ho appena finito di allenare è proprio appena partito per fare il Giro d'Italia. Ho detto: caspita, una volta che ho un sogno nel cassetto che sto per realizzarlo, già me lo rubano. E infatti sono corso subito quel giorno lì, dopo la telefonata sono corso in camera, e da qui nasce l'aneddoto sia del titolo del mio libro che anche della destinazione Capo Nord. Sono salito in camera, ho srotolato la cartina d'Europa che avevo appeso al muro, ho praticamente srotolato il chilometraggio del Giro d'Italia che volevo fare, che era circa 3.500 km, l'ho srotolato con un compasso e ho fatto una circonferenza puntando su Galliera Veneta, tentando di puntare su Galliera Veneta, perché sulla cartina d'Europa non è stato così semplice beccarla, e ho cercato un altro punto che solleticasse il mio interesse all'interno di questa circonferenza, e subito non avevo trovato nulla che mi ispirasse. E da lì stavo per fare compiere il primo grave errore, e da lì nasce il titolo del libro, cioè il limite che non c'è. Mi stavo ponendo un limite che era questa circonferenza, stavo dando un limite alle mie capacità. Fortuna ha voluto che con lo sguardo ho viaggiato, no, con la cartina sul mappamondo. È bello viaggiare solamente con lo sguardo, si fa presto. Leggermente più a nord avevo letto questo paese, diciamo, che però non nemmeno un paese, è un punto geografico degno di nota, e da lì tutte le storie degli amici di mio padre, motociclisti, che vivevano Capo Nord come la mecca del motociclista europeo. E ho detto: caspita, era già tutto deciso, sarei andato a Capo Nord di corsa e l'avrei fatto da solo, però inconsapevolmente avevo aggiunto 1.000 chilometri al giro iniziale, però l'entusiasmo me li ha fatti così cancellare. Aggiungendo 1.000 chilometri al giro iniziale, siamo anche in periodo di pieno svolgimento del Giro d'Italia, hai raggiunto la percorrenza dei primi Tour de France, quindi sì, i primi Tour de France erano, non solo i primi, erano molto più lunghi del Giro d'Italia. Allora come cominci ad allenarti e quando capisci di essere pronto per avviare l'impresa? Allora, il ruolo del mio allenatore inizialmente è stato frenare il mio entusiasmo, no, della giovane età, e dire: ok Andrea, questa cosa probabilmente si può fare, però con il problema che hai avuto dobbiamo almeno mettere un banco di prova o qualcosa. E quindi non ho seguito il classico iter di tutti i corridori, cioè prima una gara di 10 km, poi la mezza maratona, poi la maratona e così via. E subito, dopo 3 mesi quando avevo finito la riabilitazione e tolte le stampelle, il mio allenatore mi ha iscritto a una gara. Mi ha detto: guarda Andrea, tu presentati a questa gara, cerca di portarla a termine, poi io accetto di allenarti per Capo Nord. Ho detto:
figurati, sarà una bazzecola, io voglio attraversare l'Europa, cosa vuoi che sia una gara? Io inconsapevolmente invece avevo accettato di partecipare ad una gara di 100 km, quindi non avevo mai fatto una gara in vita mia e mi sono allenato tentando di bruciare un po' le tappe, facendo delle prove, qualche test sui 50, sui 60 km, però poi non c'era più tempo, mi sono presentato a questa gara che era il giorno fatalità del mio compleanno. Il pettorale, c'erano troppe coincidenze, il mio pettorale, cioè il numero che avevo addosso era l'89, che è la mia classe di nascita, e sono arrivato contro tutte le previsioni, non dovevo solamente portarla a termine vivo questa gara, l'obiettivo era solo tagliare il traguardo con un po' di respiro in corpo, e invece inaspettatamente sono arrivato 17esimo, primo della mia categoria, e questo mi ha aperto le porte a un sacco di altre tappe del campionato italiano di questa gara, che ha fatto da preludio alla preparazione di Caponord. Che gara era? Cioè dov'era la gara? La gara è una gara, un format molto particolare che si svolge in provincia di Pordenone e si corrono 100 km sul greto dei fiumi Meduna e Cellina, che in quel periodo sono in secca, perché si parla del 15 giugno come periodo. E è una gara un po' particolare, però è categorizzata all'interno di una disciplina che viene chiamata ultra trail, quindi tutte le distanze che superano i 42 km canonici della maratona e che non si svolgono su asfalto, ma che si svolgono su terreni un po' accidentati o in montagna con dei dislivelli. Arriviamo all'aprile del 2015, ci sei tu, hai un carretto, se non sbaglio, costruito in casa, parti. Allora, mattino, pomeriggio, sera, mattino, raccontaci la tua prima tappa, cioè seguivi percorsi d'asfalto, seguivi percorsi fuori strada, cioè come sono state le prime? Allora, hai puntato a nord, chiaramente, raccontaci ecco, i primi passi verso Caponord. Allora, quindi dopo un paio d'anni, un anno e mezzo di gare, di queste gare, ero pronto, ho fatto 2-3 mesi di preparazione specifica costruendomi in casa questo carretto veramente molto casalingo, con le fattezze molto casalinghe, e ho iniziato ad allenarmi con il traino caricando sempre più peso ogni settimana, perché il carretto piccola postilla in viaggio è arrivato a pesare anche 40 kg tra carretto e bagaglio, insomma, e quindi correre con un carretto con qualcosa legato addosso è completamente diverso come dinamica vera e propria. Quindi ero pronto, sono partito la mattina del 19 aprile del mio piccolo paesino con un bel po' di pubblico completamente incredulo e incapace di pensare che io potessi veramente riuscire a fare questa cosa, però era venuto a curiosare, a vedere questo ragazzo che mollato tutto era partito per questa avventura. E la prima tappa era veramente al ristorante al Cornale, all'imbocco della ciclabile per la Valsugana, che era la via migliore per raggiungere il confine italiano per il nord. Quindi non avevo delle tappe ben precise ogni giorno, io cercavo sempre di fare un minimo sindacabile di 40-50 km, l'idea era questa iniziale, in realtà matematicamente parlando sono usciti 60 km di media, però non avevo una tappa prefissata ogni giorno. Avevo però 4 invece punti di riferimento lungo tutta la cartina d'Europa per farmi inviare, dove mi facevo inviare le scarpe di ricambio, perché altro dettaglio, durante questo viaggio ho consumato 9 paia di scarpe e quindi non potevo portarle tutte appresso con me fin dall'inizio, e quindi mi regolavo con 2 paia alla volta, perché magari me le scambiavo quando si bagnavano e via dicendo, e duravano 1000 km. Ecco, le scarpe da corsa durano di solito 500 più o meno chilometri al paio, e i miei genitori da casa e la mia fidanzata me le spedivano in questi 4 punti. Il primo era a ovest di Monaco, nel ristorante di mia cugina che si è trasferita in Germania molti anni fa, quindi era lì una presenza familiare. La seconda tappa era a nord, a nord della Germania centrale, dove 2 miei coetanei, 2 galierani si sono trasferiti lì e mi hanno gentilmente ospitato. E la terza tappa invece era il classico amico dell'amico che stava facendo un Erasmus ad Uppsala, quindi a nord di Stoccolma, in Svezia. Poi avevo esaurito i contatti e il quarto punto ho contattato questo campeggio che si trova proprio sul circolo polare artico, su una cittadina impronunciabile quasi, che è Jokkmokk, che ha gentilmente capito la situazione, anzi mi ha offerto anche un paio di giorni di sosta e mi ha fatto praticamente da ufficio postale per questo pacco.
Scusa la domanda, tu hai citato la tua fidanzata, ma non è più la fidanzata. Sì, l'ultima avventura è stata un mese fa, mi sono sposato. Quindi la fidanzata di allora è diventata... Ci sono ancora persone che si sposano, avete visto? Allora, che cosa... una questione molto pratica, no? Perché, diciamo, al di là così del sogno di percorrere migliaia di chilometri a piedi, quali possono essere le principali difficoltà che si incontrano, quali, diciamo, difficoltà o con quali variabili ti sei dovuto confrontare lungo il percorso? Ci hai appena detto appunto delle scarpe da cambiare, ma l'alimentazione, qualche dolore, qualche piccolo infortunio, ecco, che cosa hai dovuto affrontare oltre, insomma, alla lunghezza del percorso? Allora, questi erano dei cruci che mi hanno veramente tolto il sonno per le settimane prima della partenza. Questo è stato il mio primo viaggio vero e proprio, non avevo mai fatto una cosa del genere da solo, quindi oltre all'aspetto atletico c'era anche tutto l'aspetto logistico con il quale fare i conti, quindi dalla spedizione dei pacchi, ma solamente che strada scegliere a discapito di altre, come gestire magari la spesa quotidiana, l'alimentazione e via dicendo. In realtà per chi ha fatto dei viaggi, magari ha già provato a fare dei viaggi così lunghi, la fortuna di fare delle percorrenze veramente così dispendiose a livello di tempo è che il corpo, le abitudini cambiano di giorno in giorno e quindi tu riesci ad assestare la tua modalità di viaggio giorno per giorno. Quindi hai il modo di correggere il tiro durante il percorso e questo è un grandissimo vantaggio. Col senno di poi, ovviamente, nei viaggi successivi sono maturato molto di più, sia come atleta, quindi sia con la preparazione, ma soprattutto per l'aspetto logistico. Io infatti, quando i giornalisti, no, come te mi chiedevano all'inizio, avevano scoperto questo scoop, questa avventura, mi chiedevano: Andrea, ma sì, sappiamo quando parti, ma quando arriverai? Quando ti vedremo esultante, no? Qual è la previsione? E io non sapevo cosa rispondere, perché avrei potuto banalmente anche prendere la febbre, perché stando fuori a dormire nei boschi poteva succedere di tutto, avrei potuto rompere magari la tenda, ma farmi anche male a un muscolo, un sacco di variabili, troppe. Così io avevo calcolato circa 1000 km al mese e avevo detto a tutti i giornalisti, e così c'è ancora scritto appunto nei giornali, che io sarei arrivato, avevo dichiarato di arrivare a Ferragosto. Invece il mio corpo si è abituato talmente bene, le tappe si allungavano sempre di più, non ho avuto problemi fisici, ma ho avuto solo dei problemi di rottura con il carretto, ho dovuto un po' reinventarmi saldatore, meccanico, eccetera, per ripararlo in posti stranissimi. E in realtà, invece che arrivare a Ferragosto, sono arrivato l'11 luglio, quindi un mese prima del previsto, e quindi ho spaesato un po' tutti. Ma veramente chi ha affrontato e chi ha provato ad affrontare viaggi simili sa che l'imprevisto è proprio il sale, no, del viaggiatore, è una mentalità completamente diversa dall'agonismo e dalle gare, eccetera. Io proprio faccio un cambiamento di mentalità, mentre nella gara puoi entrare in escandescenza anche solamente se sei un minuto in ritardo nella tabella di marcia, nel viaggio devi veramente viverla con serenità, perché tutto poi invece ti verrà restituito. Lo diciamo a beneficio degli appassionati di corsa: a che ritmo andavi, tenendo conto della varietà di terreni che hai incrociato, però indicativamente a che la ritmo? La media era circa 10 km/h. Beh, notevole. Sì, abbastanza. Comunque notevole, insomma, già con il carrello dietro. Ecco, che cosa mangiavi? Quanto mangiavi? Dove mangiavi? Allora, anche lì non c'è una filosofia da seguire, non c'è un vademecum, insomma, per l'alimentazione, però parlando appunto della mia esperienza, io con il cambio di sport del calcio all'ultramaratona ho avuto anche dei problemi durante le prime gare con la digestione, perché la fortuna del calcio è che basta mangiare prima, poi hai l'autonomia per fare tranquillamente tutta la partita senza toccare del cibo, mentre io durante queste gare sono quasi obbligato per forza di cose a mangiare anche mentre corro nei vari ristori, altrimenti gare da 13, 14, 15, 20 ore non si potrebbero sostenere mangiando solamente prima e poi. Quindi ho dovuto reinventarmi, in più ho avuto la fortuna o sfortuna, chiamiamola così, da agrotecnico, di lavorare in un allevamento intensivo di anatre, le due cose, quindi la praticità di mangiare cibi più leggeri, più digeribili, e la sensibilità che ho maturato verso gli animali mi ha fatto attuare una dieta completamente vegetale,
che è un po' particolare, sta prendendo piede adesso in Italia, ma all'epoca era vista con stranezza, quindi ho dovuto documentarmi molto. Però questo tipo di dieta, se seguita veramente bene, ha pagato, perché limita veramente le infiammazioni. Il cibo vegetale non fa maturare le infiammazioni che nello sport di endurance sono all'ordine del giorno, e mi ha mantenuto veramente leggero. Tanto è vero che, pur non avendo le comodità di casa, quindi avevo un fornelletto veramente piccolo che poi si vede anche nelle foto, mi facevo la spesa quotidianamente. È ovvio che i prodotti che si trovano qui in Italia non erano gli stessi che si trovano nel circolo polare artico. Sono riuscito a mantenere praticamente quasi sempre il peso invariato, ho perso solamente 1,5 kg in 80 giorni di viaggio. Quindi questa alimentazione ha avuto, con la metodologia che ho strutturato, grazie anche a un biologo nutrizionista che mi supporta, siamo riusciti a trovare la giusta quadra, ecco. 80 giorni come il libro di Verne. Non hai fatto il giro del mondo, ma insomma a piedi hai fatto 1/10 del giro del mondo girando a piedi, quindi insomma diciamo che la tua avventura, insomma, ha anche tutta una serie di riferimenti letterari e culturali. E ecco, c'è un aspetto, ci sono numerosi aspetti tecnici quando si affronta un'esperienza di questo tipo. Ci sono anche ricordi da portare a casa e esperienze umane. Sicuramente, insomma, avrai vissuto tante cose da raccontare, anzi non avrai, le hai vissute, perché il limite che non c'è, tu racconti appunto questa tua esperienza. Però se vuoi raccontarci un paio di episodi che sono rimasti, insomma, che resteranno per sempre nella tua memoria, così ci rendi partecipi anche del tuo percorso umano. Sì, il bello del viaggio e del viaggio sportivo è che si torna a casa, in questo caso anche con un record sportivo che fa sempre piacere, dei dati bellissimi da raccontare anche al popolo dello sport che mi segue, ma soprattutto il bagaglio sia culturale che umano che si riporta a casa da un viaggio simile è veramente inestimabile. Io ho avuto anche la fortuna di conoscere molte persone lungo la strada. Ho dormito il 90% delle volte sempre in tenda e nei boschi o dove potevo, nei campi e via dicendo, però la fortuna ha voluto che incontrassi delle persone veramente fantastiche che mi vedevano correre, per esempio, lungo il centro del paese, attraversare un paese, e mi chiedevano cosa stai facendo. Quando capivano veramente l'entità dell'impresa mi dicevano: ma dove dormi stasera? Come tutte le sere, in tenda. Adesso troverò un posto un po' appartato, tranquillo, senza dar fastidio. No. Dal nulla, in 5 minuti di conversazione, si arrivava veramente ad entrare in casa di questi sconosciuti. Mi offrivano il loro letto, mi facevano sedere con loro a tavola, mi stracaricavano di cibo, mi regalavano il cibo il giorno dopo, mi tenevano sotto controllo, volevano il numero di telefono, mi dicevano: Andrea, prendi questa strada piuttosto che un'altra, mi davano un sacco di consigli. E questo è stato il vero regalo che ho portato a casa da questo viaggio, cioè questi contatti umani. Diciamo che l'aneddoto più bello e il racconto dell'incontro più fantastico, che è ovviamente citato anche nel libro, e vedete anche una foto dopo, è stato in Bassa Baviera, quindi quasi all'inizio del viaggio. Era circa una decina di giorni che correvo, e in un piccolo paesino ero sotto un diluvio universale, perché il 60-70% dei giorni del viaggio ha sempre piovuto. È stato un disastro a livello climatico per me gestirlo, e mentre stavo passando in questo piccolissimo paese ho sentito una persona, un anziano, che si stava sbracciando, richiamando la mia attenzione da sotto la tettoia di una stazione di servizio, di un benzinaio. Io subito ho detto: sì, è possibile che si stia riferendo a me, su un paesino di 3.000 anime in Baviera, chi vuoi che mi conosca. E invece lui ha continuato a richiamare la mia attenzione. Io ero fradicio, quindi ho tirato per forza di cose dritto, fino a quando lui è sceso in strada e mi ha afferrato per un braccio. Allora ho detto: ok, parliamo, nessun problema, dimmi pure cosa. E invece mi ha fatto il gesto che voleva solamente offrirmi qualcosa di caldo all'interno del bar. Ho detto: ok, dai, allora ne approfitto, mi cambio i vestiti, mi prendo qualcosa di caldo che ero infreddolito. Però il problema era che lui parlava solo tedesco e io parlavo solo inglese, quindi la discussione, il dialogo non decollava, se così vogliamo dire, fino a che dopo un quarto d'ora di incompressioni la buonanima della cassiera ha detto: fermi tutti, traduco io, perché sennò qui non andiamo più a casa. Allora si è messa a tradurre. Nel mentre dell'inizio della traduzione, il signore ha tirato fuori un articolo ingiallito del giornale e me l'ha messo davanti al tavolo. Io lì, quando ho guardato l'articolo e ero già a metà del discorso della cassiera, avevo già capito tutto. Praticamente questo signore aveva così tanto entusiasmo nel fermarmi
lungo la strada, perché lui negli anni 70 con un carretto simile al mio era andato a piedi camminando dalla Germania, dalla Baviera fino in Danimarca. E allora lui già negli anni, se io nel 2015 ero considerato un pazzo, lui negli anni 70 era considerato veramente un astronauta che stava andando sulla Luna, insomma. E quindi pensate alla casualità di una persona che aveva fatto una cosa simile alla mia e che ci incontrassimo così senza metterci d'accordo, senza dirci nulla. Lui non sapeva ovviamente niente del mio passaggio, e questo mi ha portato a una grande riflessione, perché dopo lui, quando ha visto che io avevo compreso la sua storia, mi ha abbracciato, si è messo a piangere, quindi è stato molto bello, però poi mi ha dato mi ha detto una cosa, una frase che subito mi ha fatto solamente piacere, poi invece mi ha fatto riflettere per molti giorni fino ad arrivare a una conclusione, ed è stata questa la sua frase. Mi ha detto: guarda Andrea, io dopo aver capito la tua storia sono sicuro al 100% che tu arriverai a Caponoglio. Ho detto: ma cioè, sono partito da 10 giorni, ne mancano altri 70, cioè guarda, ti chiamo almeno quando sono in Svezia che ti dico che sono già almeno a metà del viaggio, dammi almeno metà del viaggio di vantaggio. Lì invece no, tu non capisci, se un ragazzo come te ha mollato tutto, dato controcorrente per fare questa cosa, vuol dire che ha dentro di sé tutti gli strumenti per concludere questo viaggio, ne sono sicuro. Io sono detto: ah, grazie, mi fa piacere. E invece dopo ho iniziato a maturare questo pensiero, ho detto: caspita, ma se tutti gli amici, i parenti, le persone che mi conoscevano da quando ero piccolo e al quale spiegavo questo progetto mi dicevano che ero pazzo, che ero matto a lasciare il lavoro, a lasciare la fidanzata a casa, i genitori, a metterli in pensiero, e altri dicevano: Andrea, cosa vuoi partire? Non l'ha mai fatto nessuno, ti verremo a prendere a Bolzano che sei stanco, non riuscirai nemmeno più ad andare avanti. Tutte persone che, pur conoscendomi e cioè, sapevano della mia motivazione, remavano contro. Invece questo signore, mai conosciuto prima, mi dava la sua totale fiducia. Qual è stata la differenza? Che questo signore aveva realizzato un suo progetto, poi quindi era consapevole, sapeva cosa vuol dire metterci tutto se stesso per realizzare il proprio sogno, e quindi lui mi dava tutto questo, mi trasferiva tutto questo entusiasmo del quale io avevo bisogno. Quindi sembra una scelta egoistica quella di partire per un viaggio in solitaria, in realtà poi si torna a casa con un sacco di strumenti in più per poter aiutare persone al nostro fianco che prima non potevamo nemmeno pensare di aiutare. Allora, hai parlato di Bolzano, del Brennero, della Baviera. Ecco, raccontiamo proprio il tuo percorso. Tu hai fatto, insomma, fino alla Baviera, hai seguito la ciclabile, poi in Austria sono sceso ad Innsbruck, le strade erano due di solito, o si tende verso Monaco, invece io ho dovuto restare più a ovest per recarmi appunto da mia cugina, che era la prima tappa, a Otboiren precisamente, e vicino a Memmingen, che è la città magari che qualcuno ha già sentito, e per andarci ho dovuto fare il Fernpass e non il Garmisch, quindi il Fernpass, ho attraversato il Fernpass, quindi Brennero e Fernpass sono stati le due salite più difficili del viaggio, e sono passato allora a ovest di Monaco, sono salito con un rettilineo fino praticamente a Rostock, dove ho preso il traghetto. A Rostock ho fatto la tratta più breve possibile in traghetto, quindi Rostock-Trelleborg in Svezia. Sono subito andato sulla costa est, tagliando verso Stoccolma. Ho avuto lì la terza sosta, praticamente. La terza sosta. Dopo la terza sosta ho continuato per la costa svedese. Poi il problema qual era? Sarebbe stato molto più comodo continuare nella costa perché ci sono molti più paesi, no? C'è molta più frequenza di civiltà, però la strada diventava ad alto scorrimento e quindi rischiavo veramente molto con le macchine, quindi mi sono buttato direttamente dentro in Lapponia, e lì è iniziato la vera e propria avventura, perché per 14 giorni non ho incontrato nemmeno una macchina per attraversare la Lapponia, e sono poi sbarcato in terra finlandese per un paio di giorni, e in Norvegia poi ho fatto l'ultimo altopiano dopo Alta, che è l'ultimo aeroporto disponibile per poi rientrare. Sono arrivato ad Alta in Norvegia, ho fatto un pezzettino di qualche fiordo, un piccolo altopiano, poi sono sceso, ho fatto il tunnel per arrivare a Caponor, perché Caponor si trova su un'isola e c'è un tunnel lungo circa, non mi ricordo se 7 km, che scende per 300-400 metri di dislivello negativo e poi risale per il positivo, e questo tunnel non è proprio così percorribile a piedi, però ho dormito la notte prima all'imbocco del tunnel, mi sono svegliato prestissimo e l'ho fatto, e poi sono arrivato a Capo Nord.
Ecco, chiaramente attraversando da sud a nord l'Europa hai visto moltissimi paesaggi. Qual è il paesaggio che ti ha colpito di più, che ricordi? Perché ci hai detto appunto della Lapponia e dei 14 giorni senza incrociare una macchina, però quali sono stati i luoghi, ecco, che non ti immaginavi sarebbero stati come poi li hai visti? Allora, diciamo che dal punto di vista umano è stato molto più efficace la prima parte del viaggio, quindi quando ero ancora, io la chiamo quando ancora ero in Europa, perché poi quando si va in Scandinavia non sembra più di essere quasi in Europa, il paesaggio cambia radicalmente. Io sono riuscito a trovare anche il sole di mezzanotte, quindi praticamente giornate del sole che quasi praticamente non tramonta mai, quindi avevo sempre la lampadina accesa di notte nella tenda, e quindi questa atmosfera ha generato i ricordi più belli, insomma, che ho dei paesaggi, veramente paesaggi sconfinati. La Lapponia svedese, alcuni viaggiatori, anche alcuni camperisti, alcuni motociclisti l'hanno definita noiosa la Lapponia svedese, perché è talmente vasta, talmente incontaminata, talmente uguale, sembra una cartolina sempre, perennemente, non cambia nulla. Erano questi paesaggi sempre per 14 giorni, per 8 ore al giorno che stavo in strada, li vedevo sempre. Sono quelli dove ho maturato anche le emozioni più forti e per forza di cose mi sono rimaste nel cuore. Quindi tutto quello che riguarda la Lapponia svedese, i fiordi norvegesi poi non ne parliamo, sono di una bellezza allucinante, però questo mio ricordo bellissimo della parte nord della Scandinavia è anche complice del fatto che tutta Germania, Austria eccetera l'avevo già visitata in gran parte con la moto, con altri viaggi e via dicendo. Quindi la grande sorpresa è stata la Scandinavia. L'abbiamo citato prima, passando, lo ricitiamo, il Cammino di Santiago. Si dice che quando tu l'hai fatto il Cammino di Santiago, lo fai. Si dice appunto che quando si arriva in fondo al Cammino di Santiago ci si renda conto che l'aspetto più emozionante sia stato proprio camminare, cioè c'è questa meta agognata solitamente per un mese, però poi quando si arriva in fondo c'è quasi il desiderio di ripartire, tant'è vero che tanti camminanti, tanti pellegrini che vanno a Santiago, quando arrivano poi allungano fino a Capo Finisterre, che è a una 90 di chilometri dalla città. Ecco, com'è stato per te proprio l'arrivo a Capo Nord? Ci sono, qui c'è una foto, sei sotto le indicazioni, ecco, e poi credo, c'è una foto, si vede, sei sotto, diciamo, il monumento che certifica di essere andato. Ecco, com'è stato il momento dell'arrivo? Stranamente molti pensano che il giorno dell'arrivo, anche eccolo qua, molti si aspettano anche dalla lettura del libro che il momento dell'arrivo sia stato il clou, insomma, emotivo di questo viaggio. In realtà così non è stato quasi un giorno come un altro. Per me il viaggio nel vero senso della parola, poteva anche finire il giorno prima dell'arrivo, perché quello che avevo imparato è stato lungo la strada, non il giorno dell'arrivo. Mentre molti, soprattutto gli sportivi, che hanno questa mentalità, no, del superamento, del traguardo, pensano che magicamente si assorbono tutte le nozioni di un viaggio il giorno che tu varchi questo tipo di soglia. Invece così non è stato. Però visto che hai riportato l'aneddoto dei pellegrini, no, che arrivano a Santiago e poi allungano fino a Finisterre, il viaggio è una malattia che praticamente ti entra sotto pelle senza mezze misure. Infatti io avevo visto che stavo arrivando un mese prima del previsto e avevo già maturato l'idea di chiamare a casa e stavo già mobilitando mio padre per farmi spedire la bici e ritornare in bici, spedire il carretto a casa e ritornare con la mountain bike, visto che mi restava ancora un mese in più, no, da gestirmi. Poi invece ho svuotato le tasche come fanno nei cartoni animati, non è sceso nemmeno un penny, c'era giustamente al centesimo pagato il volo e basta, non avevo più nient'altro. All'epoca non ero sponsorizzato come ora, però il viaggio era quello e quello è stato. Però è veramente quando assaggi un'esperienza simile non senti l'esigenza di farne ancora, veramente. Hai detto che appunto quando sei tornato hai capito, hai percepito di aver imparato molte cose e queste molte cose di poterle mettere anche a disposizione degli altri. Ecco, che cosa ti ha insegnato il viaggio verso Capo Nord? Allora, il viaggio di Capo Nord è stato sconvolgente per quanto ha riguardato la mia persona. Mi sono ritrovato a
distruggere completamente la scala di valori con il quale ero partito da casa e a redigerla nuovamente. Infatti da ragazzo, insomma, ventenne qual ero, avevo i classici pensieri, no, quotidiani di un ragazzo della nuova generazione, quindi non vedevo l'ora di avere il mio lavoretto stabile, accumulare qualche soldino, prendermi la macchina nuova, andare a vivere con la fidanzata, iniziavo la settimana lunedì con l'entusiasmo affinché arrivasse il venerdì per poi uscire con gli amici, bere una birra, fare festa, giocare a calcio e via dicendo. Quindi queste erano le priorità, insomma, i primi punti della scala della mia vita quotidiana. Invece in realtà lì mi sono ritrovato senza, qui nasce anche l'esigenza di volerlo fare in solitaria questo viaggio qui, per ritrovare l'essenza della mia persona. Lì al netto di tutto ho detto: Andrea, se senza comodità, senza poter avere nessuna influenza tramite telefonino, social network, eccetera, perché lo usavo per risparmiare la batteria, lo usavo veramente 2 volte a settimana per chiamare a casa e lo usavo solo per fare le foto e i video. Se al netto di tutto tu maturi dei pensieri, vuol dire che quelli sono quelli veramente veri, i tuoi, senza nessuna influenza. E io mi sono reso conto che davo per scontato un sacco di cose, per esempio anche banalmente la vicinanza della mia fidanzata a casa, quando si sveglia al mattino, si fa colazione, non ci viene in mente di dire alla persona a cui vogliamo bene o ai nostri genitori: grazie di essere qui, ti vogliamo bene, perché diamo per scontato la loro presenza anche domani, anche dopodomani, e invece così non era, io non avevo nessuno lì. E quindi man mano che avanzavo sentivo l'importanza dei miei affetti crescere sempre di più, quindi quella era la priorità, come stavano i miei amici, come stavano i miei genitori, quindi non era più la voglia di vederli per fare 4 chiacchiere, ma era proprio la consapevolezza delle loro personalità al mio fianco. E poi invece vivere era la parola d'ordine di ogni giorno, quindi innamorarsi ogni giorno della natura, dei fiori che vedevo, degli animali che incontravo, cose che invece qui oggi diamo per scontato. Facciamo il tratto da casa a lavoro e non notiamo niente se tagliano un albero, se cambia qualcosa nel paesaggio, non abbiamo più punti di riferimento, tutte queste cose qui. Quindi l'amore per la natura, il grande contatto e soprattutto il redare questa scala di valori verso gli affetti che avevo a casa e cancellando tutte le cose che per me erano superflue nel viaggio, che erano quindi telefonino, feste e via dicendo. Però in fondo dai, tu devi essere sempre stato un bravo ragazzo, dai. No, è vero che tra giornalisti si dice che una notizia vera non deve mai interferire con una bella storia, però conoscendoti non mi immagino un Andrea, diciamo, un po' birichino, che poi grazie a questa penso che ci fosse qualcosa, dicono i rabbini che se ti converti all'ebraismo è perché in fondo ebreo lo sei sempre stato, e quindi probabilmente questo Andrea che ama la natura e che trasmette valori, anzi sicuramente c'è sempre stato. Sì, questo viaggio non ha fatto altro che enfatizzare. Siamo quasi in conclusione di questa prima parte, allora ci permettiamo una domanda più difficile e una domanda più semplice. Allora, partiamo con la domanda più difficile. Ci sono appena state le elezioni europee, tu hai attraversato correndo questa nostra casa che chiamiamo Europa. Ecco, quando si compie un'impresa come la tua, si sente più l'appartenenza a una comune cultura condivisa o si sentono i confini tra uno Stato e l'altro? E poi la seconda domanda, che è quella più immediata, visto che c'è anche un libro legato alla tua esperienza, come è nato il libro? Cioè, se è nato se è nato finché stavi correndo, o se è nato quando sei tornato a casa, magari per il desiderio appunto di fissare sulla carta alcuni punti fermi che poi hanno consolidato i tuoi valori. Allora, parlo sempre ovviamente di tutti i pensieri che ho maturato durante il viaggio e che mi hanno fatto arrivare a questa conclusione. Io sono stato a livello pratico, quindi è tutto documentato, ospitato da persone completamente diverse. Sono stato ospitato da persone visto che citiamo l'Europa, citiamo anche i paesi di provenienza, sono stato ospitato da tedeschi, sono stato ospitato da svedesi, sono stato ospitato anche da dei ragazzi egiziani che abitano in Svezia, sono stato ospitato da dei ragazzi americani che abitano in Germania, sono stato ospitato da un ragazzo, da uno studente universitario austriaco che lui mi ha ospitato, però non mi aveva detto questo piccolo dettaglio, cioè che lui quel weekend partiva e mi ha lasciato le chiavi di casa. Io ho dormito a casa di un suo perfetto sconosciuto che mi ha lasciato le sue chiavi, dopo mi ha detto di metterle nella cassetta della posta quando ripartivo.
Quindi sono stato trattato come un figlio, come un fratello da persone di cultura diversa, provenienti da religioni completamente diverse e provenienti da paesi e da abitudini completamente diverse. Quindi io sono la risposta pratica a tutte le persone che invece vorrebbero un'Europa completamente divisa, eccetera. Mi sono sentito parte di un popolo globale, mi sono sentito parte di una comunità, ma soprattutto sono giunto alla conclusione che tutte le persone hanno questo potere intrinseco che spesso però purtroppo la società non fa uscire, che è quello di aiutare il prossimo. Vedere un ragazzo in difficoltà del genere, probabilmente, non so, in qualche modo io attiravo, avevo qualche vibrazione positiva, probabilmente perché ho conosciuto solo belle persone in questo viaggio, non ho mai conosciuto e incontrato malintenzionati, quindi c'è stata magari qualche alchimia particolare a riguardo, però io credo fermamente che ognuno di noi abbia questo desiderio, questa volontà di aiutare una persona in difficoltà, al netto di cultura diversa, al netto di colore della pelle diversa, al netto di religione diversa, e io sono la dimostrazione vivente e pratica di tutto ciò. Quindi io finché continuerò ad avere questo tipo di rapporti, la mia idea rimarrà tale. Per quanto riguarda il libro invece è nato in maniera veramente spontanea. Io quando sono tornato, il libro è anche il documentario, io sono tornato a casa e sono stato travolto da interviste sia radio che tv che della stampa e via dicendo, e tra queste persone che mi chiedevano tutte le informazioni di questo viaggio stratosferico c'è stata una casa editrice che mi ha contattato subito e mi ha detto: Andrea, ti prego, ti avevano già contattato in tanti per scrivere un libro, ma valuta la nostra proposta. Ho detto: in realtà non mi ha contattato nessuno, non avevo neanche l'idea di scrivere, però ho tenuto un diario, perché per forza di cose io alla sera volevo raccontare, per non dimenticare tutti i dettagli, e mi veniva naturalissimo scrivere, uno per non sprecare batteria di qualche registratore o del telefono, e quindi scrivevo tutto. Il documentario invece è nato, e dopo mi è venuto naturale trasferire il diario, romanzandolo un po', nel senso rendendo fluido il racconto e realizzando questo libro, che la casa editrice ha accettato, non mi ha fatto solo una correzione ortografica, mi ha detto: è perfetto, ho detto: vabbè, è buona la prima allora. Invece il documentario è nato da questo regista di Castelfranco Veneto che mi vedeva, no, nei social network che postavo queste foto, e mi ha detto: Andrea, appena torni io voglio visionare il tuo materiale. Ho detto: guarda che io sto filmando con un telefonino, sto facendo una cosa veramente banalissima e amatoriale. E lui invece ha ritenuto che il materiale era degno di realizzare un documentario, e anche lì inaspettatamente ho fatto una tournée, sono tuttora in tournée per la proiezione di questo documentario nelle scuole, nelle associazioni sportive, è stato tradotto in inglese, è andato in giro per l'Europa, è stato pazzesco perché è molto naturale e non è impostato e si trasferisce veramente tutte le emozioni che ho provato durante il viaggio. Hai parlato di scuole, quali consigli daresti a un ragazzo, anche a un bimbo che volesse realizzare un proprio grande sogno? Magari non tutti andranno di corsa fino a Capo Nord, però tutti, soprattutto quando siamo stati bimbi, abbiamo avuto dei grandi sogni da realizzare. Allora, essenzialmente due sarebbero i consigli che mi sentirei di dire e mi permetterei di dare alle nuove generazioni. Il primo è di essere consapevoli, perché i giovani d'oggi sanno tutto, hanno accesso a un sacco di informazioni, ma sembrano non capire che ogni loro azione comporta una conseguenza, soprattutto anche dal punto di vista ambientale, visto che è un tema che mi tocca molto da vicino. Quindi spiegherei veramente che nelle loro mani, è banale come frase, c'è il futuro di tutto il pianeta. Loro lo prendono sempre: ah sì va bene, lo sappiamo. No, se rispondete così vuol dire che non lo sapete, dovete agire. Adesso non c'è più tempo. Per 40 anni le generazioni scorse, 40-50 anni, sapevano benissimo i problemi che c'erano, ma non hanno fatto nulla, sono restati lì a guardare. Adesso tocca a voi e avete solo l'opportunità di agire. Quindi cercherei di trasferire questo messaggio dal punto di vista etico ed ambientale. Il secondo messaggio invece pratico per la vita di tutti i giorni, ma anche per la realizzazione di questi progetti, è quello che se veramente sentono una motivazione dentro di loro ben radicata per un progetto lavorativo, per un progetto sportivo, per realizzare un sogno, qualsiasi cosa, ma se sentono che quella è la loro strada, allora è giusto non lasciarsi influenzare da persone, dalla società eccetera, che ti danno un iter, no? Anni, poi devi subito andare a lavorare, poi devi andare
che ne so, a catechismo, poi vai a fare sport e poi se c'è tempo pensi alle cose che ti piacciono. No, se una cosa veramente ti fa star bene e pensi che sia la tua strada, devi quantomeno provarci. Perché anche se andrà male, che non riuscirai a ottenere i risultati prefissati, tornerai a casa sicuramente con un bagaglio migliore di quello che avevi in partenza. Bravo Andrea, non solo perché è arrivato a piedi a Capo Nord. Allora gli facciamo un applauso.